Sa situazione finanziaria de su comune de Nugoro è grave, che in un disavanzo chi est de 23 milioni di euro. Pezzi pro su 2020 chi bisunu belle 8 milioni di euro de fatturas non pacadas a sor fornidorese. A mala annata, perfino su un depidu fora de bilancio de 3 milioni di euro, pro una sentenza de esproprio di una paia de annor facete arribada in Sant'Andria de su 2014, chi s'amministrazione passata a Cubao a su cussizzu comunale. A dispetto di tutto custu, pro dovere istituzionale, s'amministrazione nova ghiada da su sindicu Soddu che reta approvare su bilancio consuntivo di su 2014 elaborau da esos amministradores in pesso essioso. L'hanno approvare in sasettia de su cussizzu comunale de su 3 di agosto. Oggi, in sintesi di una conferenza stampa fatta in sa sala consiliare, su sindico ha splicau a sor cittadinoso sa situazione economica difficile che ha ereditau, presentese totus a giunta e soscussizzere de maggioranza. Su sindico Soddu ha sottolineato che sa volontade è scussa de superare sa criticitade e de cominciare un'andala nova. A entrare in sa spinnicar de su bilancio comunale est stata assessoria su bilancio Raffaellina Denti. A aggravare tutto, va pensau sa mancata approvazione entro su 30 di aprile che ha fatto bloccare tutto os trasferimentos desi Stadu, firmando sa macchina amministrativa che in su rinvio de sos paccamentos a sor fornidorese e su ricurso a un ovidu bancario. Sa giunta nova, finza si non compartiti nudda su conto consuntivo, ha deciso dell'approvare per evitare sa decadenza di su cussizzu. Su traballo che attade per facere sa amministrazione nova è difficile e complicato, che in prusus una ribande sentenze a novas a chi pertoccano a espropioso causas infortunisticas e de traballo. Una situazione economica grave che su rendiconto finale dei su sindicu bianchi no ha mentovao pro nudda. Non si può favedare di una situazione di fallimento che in approvazione di su bilancio 2014 a arribare su dinari ministeriale desa regione. Sa caglione desa situazione grave est vinzasa su mancao efficientamento desa macchina amministrativa, annau su sindicu Soddu, chi è a governau pro 20 annos no ha fatto. Sa Confcommercio di Nugoro e Zastra torrat a denunziare l'abusivismo commerciale e ricettivo che in sos ultimos annos scabarigau cada laccana. Sordatos elaboraor da vedere alberghi fa che ne vieri che su 65% de esos turistas in su Nugoro soggiornano in strutturas ufficiales. Su restu, su talinea tasa Confcommercio, est un'anarchia che vugita calesisi a controllo, chi non pacatas a stassar de soggiorno e fa che gravare impostas che assattari supras as impresas regularese. Un'indagine fatta da ESA Confcommercio Nugoro o Zastra in collaborazione con CDC & Partners bocatapizzu datoso ispantososo in sa scomporas illegales, ponendo in chiaro chi sa vendita de custos produttoso finanziata s'industria de su crimine. In prusu s'inzalata vinzas aumento de sa somministrazione abusiva de benes alimentares e cosa de vivere, fatta da esos produttores fora dai calesisi a norma igienica e de sa tracciabilità de sa materias primas che in arriscu mannu pro sa salude. Tutto custu, iscrivete a Confcommercio, si vachete in craru in sagras e festas. In prusu sta aumentando e vinza sa moda de sos ristorantes in domo, uve sos privaos organizzana chenas a pagamento. Sa Confcommercio este apistichinzata pro custar fainas chi va che ne danno ormannos a su sistema economico locale e a totus as impresas chi va che in attividade commerciale regolare. Pro cusat iscritto a totus os sindicos de sos comunes de mare pro aumentare sos controllos a tutela de sos consumidores e de sas impresas. Pro Nugoro si deve facere un discorso a banda, concluiti sa nota, che è diventata terra de conquista e senza controlloso. Chissà chi sos amministradores novos aperian sos ocros e facana carchi cosa contra custu vachere disonestu. Sa direzione ASL de Nugoro fa che un altro appello pro donare su Sambene. Si stiu es criticu pro sas strutturas ospedalieras de sa Sardigna de Mesu, chi depene parare fronte a un aumento de sa popolazione residente che arribana medas turistas. In prusu aumentano sos incidentes, mescamenti stradales, chi recheden esimpreu de prus Sambene. Sos ispidales de Nugoro e de Sorgono, s'inzalata sa direzione de sa ASL, hanno registrato un aumento de su bisonzu de Sambene provatosi straordinarios, chi s'annanghet a cussu pro assicurare una vita normale a sos pazientes talassemicos, sichios de su centru trasfusionale.
S'appellu desa direzione ASL esti stau zirau vinzas a sar forzar dess'ordine a sos corpus istituzionales e pro una collaborazione a donare. Sa ASL ammentat chi pro donare susambene tocca de aera su mancu de chiottannoso, pesare prur de chimbanta chiloso e sessanoso. Su centru trasfusionale de Susantu Francisco est apertu cada die e vrancu cussar de vesta, de sas 8 a mesudì e mesu. Sa ASL invitat a totus os cittadinos, a manera particolare os giovanos, a s'accurziare a sa donazione, ca este un'usinzale de bonu coro e finzas ca estes occasione provachere unu controllu generale a sa salude. Custu manzanu in Nugoro, in s'auditorium de su Museo de su Costumene, esti stau presentaus a soziu culturale Boches a Tenore, chi cheret unire e traballare parisi a totus os assozios chi in sa Sardigna de mesu valorizzana e mandano ad ennantisi custa forma antica meda de cantu, reconnota da UNESCO Patrimonio de s'Umanidade. A s'addobiu coordinau da su giornalista Michele Tatti, hanno partecipato su presidente des Assoziu Novu Angelo Cossu e su segretario Giovanni Pirisi. In sa sala medas a rappresentantes de sar formaciones che hanno fatto una schires assoziu. Questa è un'associazione de tenores e per le persone singulas che ti propone di tutelare e valorizzare il tenore in sa zona in cui abbiamo conosciuto noi, in particolare del centro Sardegna, in cui la pratica diffusa è abbastanza marcata. Queremos solo cercare di mantenere e di affortire, dando esempio, cantando in queste comunità come abbiamo sempre fatto e cercando di mantenere vivos los canones della tradizione orale, di come il tenore veniva imparato dai più giovani che ascoltavano la gente più umana. Ma è una retorica, è proprio una cosa che noi siamo convinti che possa essere utile, poi si quiera tramandare sul tenore come non che sarebbe a noi. E poi teniamo uno debito in sos confrontos delle persone anziane, babbo nostros, manno nostros, a sos anzianos nostros che sul tenore non l'hanno consegnato a noi e non l'hanno consegnato in questa maniera, e in questa maniera noi chiediamo si quiera consegnare a sos giovani che vengono a posto di noi. De martisi, su Nugorat a cominciare a traballare allenau de Marco Mariotti, proponere forza in sor muscolos ed as in conca, a manera de poter affrontare in sa menzur manera su campionato de Serie D che a cominciare su Ser de Capidanne. Su ritiro l'ana facere in Nugoro, in su campiscola de Pratta Veneto, in su quadrivio, in sa pineta di Ugolio. A s'allenatore l'ha affiancare su preparatore atletico nuovo ingaggiato in questa sorasa. Este su professor Gaetano Mascaro, che ha traballau in Solbi e in su Budoni. Il suo attade per fa che scurrere si squadra per 90 minuti e 30 battos partiasa in un torneo che i Zais hanno passato a premiaus si squadras che resessiano a mantenere ritmos artoso. Quest'anno su Nugorato una formazione de giovanos e dunque azza, velocità e resistenza a essere un marco de fabbrica pro questo Nugoro nuovo. Sono giocadores che sanno presentare in campo sono 20. Parisi a sor veteranos Alessandro Cadao, Daniele Bianchi, Alessandro Pugeddo e Roberto Cappai vestono grustiu de giovano novos che han pruspacu de 20 annos cada uno. Giovanos che l'allenatore Mariotti in parte zai conoscete che l'osata allenaus in Saberretti de Saternana. S'obiettivo de su ritiro è fino a scussu de lor facere conoscere a pare e de lor mudare in una squadra vera.